Settimo giornata di incontri da dove veniamo, dove stiamo andando. Abbiamo il tema delle tecnologie che si sviluppa grazie al fisico Livio Giuliani, che abbiamo conosciuto a Venezia per tanti anni come dirigente dell'ISPESL e ora in questo momento come fisico teorico ha una marea di pubblicazioni su tutte le questioni della sostenibilità tecnologica. A te, Livio. Grazie. Dunque, parlerò della sostenibilità tecnologica. Sostenibilità tecnologica in quale ambiente? Nell'ambiente della società umana, tutti i sistemi sociali che vanno dalla città allo Stato, alla Confederazione. Poi questi sistemi bisogna considerarne anche i sottosistemi, per esempio il sottosistema economico, il sottosistema tecnologico. In sintesi, così anticipo la conclusione, un sistema complesso che ormai ha, attraverso la fisica, tra l'altro Parisi è stato premiato proprio per gli studi sulla complessità dei sistemi. Un sistema complesso è tutto ciò che è costituito da tanti elementi e dalle relazioni degli elementi tra di loro o con l'esterno, ed è caratterizzato dall'emergere di proprietà collettive che non sono proprie degli elementi, ma che esistono solo in quanto gli elementi fanno parte del sistema. Questo comporta che i sistemi complessi sono la loro esistenza, che ovviamente è solo un fatto di riconoscimento teorico, naturalmente, la loro esistenza comporta anche la fine del paradigma dell'induzionismo, cioè di quel principio ancora molto abusato dall'Accademia, quel principio per cui le proprietà di un sistema complesso o comunque di un aggregato collettivo di elementi dipendono solo dalle proprietà dei singoli elementi. Ecco, questo non è più vero, perché nei sistemi complessi la caratteristica importante è l'emergere di proprietà collettive che non appartengono ai singoli elementi. Il sistema complesso più semplice e più conosciuto è il laser. Il laser è un insieme, la luce laser, un insieme di fotoni che però hanno una caratteristica che li tiene insieme, ma è una caratteristica che fa emergere quelle proprietà ben conosciute, per cui il laser non si disperde, il laser trasporta energia, mentre la stessa luce, magari il laser rosso, la stessa luce rossa proiettata da un faretto non arriva molto lontano perché si disperde, si sparge geometricamente e per questo non è in grado di trasportare energia, semmai di dissipare energia. Ecco, il laser è così perché gli elementi che lo compongono, i fotoni che lo compongono, hanno una caratteristica che è quella di essere coerenti tra loro. Coerenza in fisica significa che il sistema di corpuscolare o ondulatorio considerato ha gli elementi che condividono la frequenza delle oscillazioni di base, le oscillazioni quantistiche di questi elementi, e condividono anche la fase di questa oscillazione. Pensate per esempio al caso delle onde marine. Le onde marine, come tutte le onde, si presentano con un vento dato, con un vento costante dato, con una certa frequenza, supponiamo 2 al secondo,
3 al secondo, 1 ogni 4 secondi. Ma avere la stessa fase significa stare nella stessa posizione rispetto alla cresta dell'onda, al manifestarsi, al progredire dell'onda. Quindi se io ho un'onda che è cavalcata da diversi surfisti, questi surfisti si troveranno tutti nella stessa fase nel momento in cui insieme si pongono sulla cresta dell'onda. Ecco, questa proprietà di avere la stessa fase si chiama coerenza ed è quella che dona al laser tutte le sue peculiarità, tutte le sue proprietà. Si sente poco? Bisogna che parli più forte. Allora, le società umane sono sistemi complessi adattativi. I sistemi complessi adattativi sono quei sistemi che hanno in più alcune proprietà che magari brevemente citerò e che comprendono i sistemi complessi generativi, quelli che vengono chiamati gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è caratterizzata dal fatto che i suoi algoritmi rispondono a 4 regole, quindi siamo nel fatto che il sistema complesso adattativo deve possedere non solo gli elementi, gli algoritmi in questo caso, ma anche le regole tra gli elementi, meglio degli algoritmi, le singole linee di programma dell'algoritmo, ma anche regole, relazioni tra queste linee di programma. Quindi ci chiediamo, ma la società, il sistema economico di una società, è anch'esso simile a un sistema generativo dell'intelligenza artificiale? Beh, possiamo dire di sì, perché in un sistema economico, per esempio della società, esistono dei soggetti operatori per esempio economici, operatori di borsa, operatori industriali, e esistono relazioni tra questi operatori. Quindi la società stessa, ma ancor meglio i suoi sottosistemi, cioè per esempio il sottosistema economico, poi possiamo pensare al sottosistema civile, cioè che riguarda le relazioni civili non economiche. Ebbene, questi sottosistemi sono tutti, condividono alcune delle relazioni del sistema generale che è la società. Quindi possiamo pensare alla società come a un sistema complesso sociale, con dei sottosistemi, il suo sottosistema economico, il suo sottosistema civile. Ecco, l'approccio attuale che nasce dallo sviluppo della cibernetica è stato, cioè, ha superato, diciamo, nella verità, nella consapevolezza e nell'efficienza, l'approccio, per esempio, del neoidealismo italiano, quello di Croce e Gentile, che pensavano alla storia, cioè all'evoluzione di una società, quindi di un sistema complesso sociale, l'uno come evoluzione di pensiero e azione, con la specifica dell'altro, di Gentile, che l'azione è pensiero di pensiero in atto, quindi è pensiero che medita se stesso. Ecco, queste definizioni oggi appaiono molto lontane. Oggi abbiamo come riferimento appunto la cibernetica, che è nata dall'informatica, che ha il suo inizio alla fine degli anni 40 grazie a Turing, ad Alan Turing. E per una definizione e caratterizzazione abbastanza semplice dei sistemi complessi adattativi, io ho scritto un libro insieme a un collega che affronta questo tema in modo più completo di quanto possa fare in questo discorso.
guardiamo un po' più in profondità. Secondo Holland, che è uno dei padri dei sistemi complessi adattativi, il sistema complesso adattativo, o CAS, come viene chiamato, la Complex Adaptive System, è un sistema dinamico con un grande numero di elementi e con relazioni, un grande numero di relazioni tra gli elementi, tra di loro e tra gli elementi dell'ambiente esterno, che risponde a 4 regole evolutive. 2 regole sono le regole di formazione, vediamo lì, di formazione di azione e di condizione. La prima, che è rappresentata nei diagrammi da un rettangolo, è la regola di azione. La tale variabile assume il tale valore, A uguale a 5. La variabile nel calcolatore corrisponde a un registro della memoria RAM. Poi c'è un'altra regola di formazione. Se si verifica una condizione, allora, e adesso non si vedono lì perché sono un po' tenui, allora ho una diramazione. Se è vero, seguo il programma destro, allora se è falso, seguo quello sinistro, altrimenti. E proprio quello sinistro troverò un'altra istruzione, così trova il computer come la macchina ideale di tutti, trova un'altra istruzione e va avanti. Altra istruzione potrebbe essere quella di azione, quella a sinistra, oppure potrebbe essere ancora una condizione. Devi parlare a alta voce. Sì. Questi diagrammi, che sono formati solo con quelle 2 regole di formazione, vengono detti diagrammi strutturati. Però nei sistemi, sono tutti quelli che servono per realizzare una macchina di Turing, cioè un programma che calcola qualcosa o che calcolando qualcosa, calcolando dei numeri, poi attraverso una tabella di significati dei numeri, in realtà elabora un discorso, un insieme di frasi. Però per essere un sistema adattativo, il sistema complesso deve avere altre 2 regole. Una regola che assegna a ciascun elemento, a ciascun algoritmo, un valore che è un valore di merito, della capacità, della performance di questo algoritmo. Rispetto a che? Rispetto a criteri esterni, non sono valori di performance autogenerati che dipendono dal sistema stesso, dipendono dall'esterno. E una seconda regola che è una regola di inclusione di nuove regole che vengono prese dall'esterno del sistema, cioè l'algoritmo mentre esamina, legge, va a leggere testi come facciamo noi su Google o trovati su una libreria lontana, può selezionare delle regole che trova in quei contesti e farle come regole proprie e dare a queste nuove regole un valore di performance. La performance risponde a criteri che sono quelli di chi ha impostato, del programmatore o del proprietario dell'industria informatica che ha generato quel programma. Per cui voi vedete che oggi ChatGPT ha certe caratteristiche, favorisce certe risposte e un altro sistema, ne so, quello di Meta, in realtà ne favorisce altre. Questo ci dice che però non c'è un processo, questa valorizzazione dei programmi, degli algoritmi, non è fatta in base a un processo di ottimizzazione, ma al contrario è fatta rispetto a criteri che possono portare lontano dall'ottimizzazione. Per esempio, quello di dare sempre delle buone risposte all'utente, che è una cosa tipica di ChatGPT. Se ChatGPT non conosce l'argomento, se lo inventa, ma soprattutto cerca di adulare
chi gli propone la domanda, dando come risposta la stessa domanda messa in un altro modo. E questo perché? Perché ovviamente la partecipazione, l'uso di ChatGPT è fatto a pagamento, a parte diciamo qualche campione, qualche scampolo di promozione commerciale. Per usarlo seriamente bisogna pagare. E quindi c'è una politica di marketing dietro la valorizzazione dei suoi algoritmi. Lo stesso sistema ChatGPT, che è un sistema complesso, lo stesso sistema complesso utilizza come valori di performance dei diversi algoritmi dei criteri esterni di tipo che rispondono al marketing. Altri possono fare diversamente, ma questo ci garantisce che l'intelligenza artificiale non ha come obiettivo l'aumento di intelligenza, in qualche modo l'acquisizione, lo sviluppo dell'intelligenza stessa. Ha come obiettivo criteri di marketing esterni che lo tengono lontano dall'ottimizzazione. Ora, per questa proprietà di rispondere alle prime due regole, quelle del rettangolo e della losana, azione e condizione, i sistemi complessi adattativi sono in realtà nient'altro che macchine di Turing. Macchine di Turing, cioè algoritmi. L'algoritmo è un concetto più generale di quello di macchina di Turing, che è un preciso concetto informatico-matematico, però in questo, proprio nell'essere macchine di Turing, i sistemi complessi adattativi ci dicono che anche i sistemi sociali, i complessi sociali economici o civili, sono macchine di Turing. Ora, si può dire che questi sistemi complessi, in quanto macchine di Turing, rispondono a 3 delle 4 leggi che definiscono la vita. La vita, definita da Jacques Monod nel 1970 e da tanti altri in seguito, è caratterizzata dal fatto che ha una nascita, una crescita o comunque un mantenimento dello stato adulto attraverso l'assimilazione del cibo, una riproduzione e la morte. Bene, sia gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, cioè dei sistemi complessi generativi, sottoclasse di quelli adattativi, sia i sistemi sociali, in quanto sistemi adattativi, soddisfano la nascita, normalmente, non so, la nascita di una città è un sistema complesso adattativo, così come lo era il castello, no? Quando Marco Polo, visitando il mondo, diceva che la terra era piena di castelli o di città. Quelli erano sistemi adattativi e sono nati, non so, perché magari Alessandro ha fondato Alessandria d'Egitto o perché Romolo ha fondato Roma, hanno una nascita, hanno un accrescimento che normalmente, purtroppo nel passato soprattutto, ma anche oggi purtroppo, avviene a scapito, fagocitando altri sistemi simili, ma non hanno riproduzione, non si autoriproducono. Hanno una riproduzione come clonazione se un agente esterno, un programmatore di algoritmi, li copia o ne copia una parte, ma non hanno riproduzione, non hanno una riproduzione diretta. Semmai le città hanno una riproduzione indiretta per gemmazione, cioè mandano colonie che poi trasferiscono per un certo periodo i beni dalla colonia alla madre
alla madre patria, però non hanno una vera, questa non si può ritenere una riproduzione diretta. Questi sistemi complessi elaborano una storia reale o ideale, cioè una simulazione nel caso, attraverso il calcolo, di se stessi come sequenza di configurazioni. E questo fatto costituisce la loro evoluzione, il loro principio evolutivo. Il percorso delle configurazioni presenta biforcazioni, feedback, che si manifestano come scelte di percorso successive, valutabili però solo a posteriori, cioè il sistema adattativo in realtà non conosce se stesso e le sue possibilità. Andiamo un po' più avanti. Per la ragione di questa somiglianza con i sistemi adattativi, l'evoluzione dei sistemi sociali, in quanto sistemi complessi adattativi, è irreversibile ed è lontana dall'optimum. Dell'optimum abbiamo detto, irreversibile perché non conosce, non è condizionato solo dal passato, ma ogni volta si affaccia a nuove conoscenze, per esempio attraverso la consultazione, dicevo prima, di librerie lontane, di programmi o di dati, e quindi ogni volta si trasforma. Sono le ulteriori due regole, a parte quelle di condizione e azione, quella di valorizzazione delle scelte e quella delle nuove scelte di nuove regole, che si introduce il tempo. Cioè il sistema, mentre la macchina di Turing è una macchina, cioè un insieme di liste di programmi fermo, questi programmi che possono andare a cercare altre regole in librerie o su dischi, su diversi sistemi di magazzinamento dei dati, queste nuove regole introducono il tempo, perché la macchina può fare queste cose ad ogni scansione di tempo, non è in un tempo continuo. È quando il clock del calcolatore passa il dato o l'istruzione di programma da un registro del calcolatore ad un altro. Quindi c'è un tempo minimo che è il tempo di scansione del clock del calcolatore. Bene, ora ogni sistema complesso ha bisogno di energia per sussistere, cioè deve trovare il modo di procurarsi cibo, per esempio nel caso della città che divora la città vicina. Deve trovare energia. L'energia è, come al solito, la base di ogni evoluzione, di ogni storia. Energia in che senso? Nel senso di poter avere la capacità, proprio nel senso fisico del termine, capacità di effettuare lavoro sull'ambiente esterno. È quello che fa apparentemente una cosa eterea come l'algoritmo, no? Quello che fa, cioè in realtà modifica l'ambiente esterno, lo modifica sia perché riesce a connettersi, a leggere, quindi magari scompaginare i dati della libreria che va a consultare, e modifica anche perché attraverso i fruitori delle conclusioni dell'algoritmo, poi a sua volta questi modificheranno il mondo, l'ambiente esterno, e quindi
di fatto una cosa eterea e consistente come un software riesce a modificare esercitando la propria energia. Ecco, veniamo all'esempio che ci interessa di più, perché dobbiamo capire attraverso questa conoscenza dell'analisi dei sistemi complessi, dobbiamo capire cos'è la sostenibilità nei sistemi economici, nei modelli economici delle società. La società è un sistema complesso che risponde a quelle 4 regole che abbiamo detto, ma anche il sottosistema economico, la teoria economica. Il sottosistema economico, che può essere analizzato da diverse teorie economiche, è un sottosistema complesso adattativo. E per esempio, ed è molto importante, nel 1960 Piero Sraffa, col suo libro Produzione di merci a mezzo merci, affronta il problema di un sistema di merci che è in grado di fare una riproduzione, un ciclo di riproduzione semplice, cioè utilizzare le merci, trasformarle, avere come prodotto le stesse merci ma magari in modo aumentato, rimettere come ciclo alla base della nuova produzione le merci prodotte che a loro volta daranno una nuova riproduzione e un nuovo quantitativo. Per esempio, Carlo Marx, in Salario, Prezzo e Profitto, dà un esempio di questo ciclo riproduttivo. Alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento era piuttosto di moda, i fisiocratici, tra i primi economisti del mondo francese, avevano fatto il loro sistema di riproduzione semplice. E però i conti non tornavano, e non tornano neanche a Carlo Marx. I conti sembrano tornare a Piero Sraffa, della London School of Economics negli anni 60, che con questo testo, produzione di merci a mezzo merci, crea un modello macroeconomico semplice, di riproduzione semplice, cioè di riproduzione delle merci a mezzo merci, e dimostra che per la validità di un modello simile occorre una variabile indipendente. Paolo Sraffa individua la variabile indipendente nell'oro, ma una vale l'altra, purché abbia le caratteristiche di variabile indipendente e si definiscano opportunamente le relazioni all'interno degli elementi del sistema. Chiaramente se la variabile indipendente è l'oro, ci saranno delle relazioni che riguardano chi maneggia l'oro, che saranno prevalenti rispetto alle relazioni che riguardano l'attività sindacale dei lavoratori. Se invece si mette il lavoro come variabile indipendente, nel modello macroeconomico di Sraffa si avrà la prevalenza, anche ai fini della performance, di regole che riguardano l'espressione del lavoro. Ora, noi abbiamo avuto nel 71 la dichiarazione di non convertibilità del dollaro in oro da parte di Nixon, ricorderete, e quindi la nascita di un sistema economico sostanzialmente instabile, che non potrebbe per esempio essere rappresentato dal modello economico di Sraffa, che guarda caso era stato scritto, studiato, pensato nel 60, 11 anni prima che Nixon avesse questa sua bella pensata. Se non c'è l'oro come variabile indipendente, ci sarà qualche altra variabile indipendente che ne fa le funzioni, sia pure provvisoriamente e accidentalmente. Attualmente sono le armi che garantiscono l'affidabilità del debito pubblico del tesoro americano. Sono le armi che costringono, come abbiamo visto, a modificare
quello che sarebbe un sistema economico naturale, per esempio nel caso del Venezuela, indirizzando la produzione non al migliore offerente, ma a chi ha fatto il raid e quindi ha imposto militarmente le nuove regole economiche. Ora noi capiamo che se questo modello, un modello per esempio macroeconomico, perde la sua coerenza interna, si allontana dall'ottimo, non solo, ma aumenta il disordine interno. Quindi ci saranno casi come quelli del petroliere che portano il petrolio persiano verso i paesi che prima lo avevano dal Venezuela. Ci sarà il petrolio del Venezuela che invece va negli Stati Uniti, dove non serve quanto serviva l'altro. Si avrà una diminuzione di efficienza. Questo proprio come succede nelle macchine, cioè non basta l'energia. L'energia è un concetto in qualche modo sopravvalutato, e la sopravvalutazione nasce probabilmente dal XIX secolo, dalla meccanica, dall'esplosione della meccanica e delle macchine, che sono automobili, sono semoventi grazie allo sfruttamento dell'energia. Ma altrettanto importante nell'approccio al mondo reale, economico, sociale, è l'entropia. Cioè bisogna fare in modo che l'entropia sia più bassa possibile. Cos'è l'entropia? L'entropia esprime il disordine delle relazioni tra i soggetti che compongono il sistema complesso. Normalmente una interazione del sistema complesso con l'esterno comporta un aumento dell'entropia. Può comportare un aumento della ricchezza, un aumento dell'energia, ma di fatto comporta quasi sempre, per una legge generale del secondo principio della termodinamica, un aumento dell'entropia, cioè un aumento del disordine tra gli elementi e una perdita di efficacia delle relazioni tra gli elementi. Ora, in un modello economico attualmente il prodotto interno lordo è quello che misura l'energia, cioè misura la ricchezza del sistema, la capacità di incidere attraverso questa ricchezza sull'esterno. E cos'è? Come ha detto, ricordiamo tutti, il 18 marzo del 1968 Robert Kennedy, il prodotto interno lordo misura tutto meno che la felicità, ma direi neanche l'ordine, la razionalità, l'efficienza, misura tutto meno che tutto questo. Basta pensare che, insomma, il sistema macroeconomico, pensarlo come costituito dai suoi sottosistemi microeconomici, tra cui per esempio possiamo pensare a un'industria che sovrafattura la produzione, con il risultato che il prodotto interno lordo aumenta, ma non aumenta la reale ricchezza del sistema, perché non aumenta la ricchezza libera, cioè quella parte della ricchezza che può essere trasformata in lavoro, esattamente come succede in un'automobile. Non tutto il carburante riesce a essere combusto e a rilasciare energia, perché una parte di quella energia che esiste come energia interna del sistema viene dispersa dal disordine, viene resa inutilizzabile dall'entropia. E cosa dobbiamo utilizzare da questo punto di vista? Noi utilizziamo il concetto di rendimento, cioè la differenza tra l'energia erogata e quella consumata diviso l'energia consumata. Ecco, il rendimento
può essere una misura che in qualche modo tiene conto dell'entropia. Ma come si manifesta in un sistema e come si può calcolare in un sistema microeconomico o in un sistema macroeconomico? Bene, noi abbiamo dato un nome all'energia del sistema economico. L'abbiamo chiamato, per esempio, prodotto interno lordo, che è misurato attraverso una moneta, quindi diciamo l'elemento mediatore di tutte le relazioni che nel sistema economico di Piero Sraffa era l'oro, e viene assolto da questo dato, il prodotto interno lordo, viene assolto dalla moneta, sostanzialmente, dal prodotto interno lordo che è misurato dalla moneta. Ci sono stati tentativi di creare criteri alternativi sia al PIL che tenessero conto dell'entropia. Io ricordo un incontro alla Malcontenta, al Museo Ecologico, del 2008, credo, in cui venne anche Enzo Tiezzi e Nadia Marchettini, e Enzo Tiezzi portava con sé il suo nuovo libro che riguardava l'economia, una fisica dell'economia, cioè un'economia studiata anche in relazione a questi due concetti che sono complementari, che non possono essere utilizzati da soli, entropia ed energia. Ora invece sarà perché appunto sono stati successi della meccanica dell'Ottocento, della termodinamica dell'Ottocento, tutti conoscono il termine energia, nessuno quello di entropia. Invece dovrebbe essere un termine posseduto, una nozione, diciamo, posseduta da ciascuno di noi. L'entropia si parla di cose inesistenti, come di energie, come le energie sottili, le energie nere, non so, sono tutte cose magari prive di senso, ma non si parla mai di ciò che erode e non rende l'energia disponibile tutta quella che c'è, ed è l'entropia. Allora, un sistema tecnologico, che è esso stesso un sottosistema del sistema sociale, ed è un sistema complesso, in che modo corrisponde a una valutazione basata sulla valutazione dell'energia e dell'entropia? Beh, per l'energia un sistema tecnologico, mettiamo un microeconomico, un'impresa, un'industria. Beh, un'industria risponde a questi criteri di valutazione basati su energia e entropia attraverso il suo prodotto lordo, calcolato come volete, il prodotto di un ciclo industriale. Il ciclo industriale, come al solito, è un ciclo in cui ci sono come input dei beni che possono essere non solo beni dell'impresa, ma anche beni comuni e beni ambientali, che vengono consumati nel ciclo produttivo, anche se non dichiarati. E al termine del ciclo produttivo c'è un prodotto. Quel prodotto è il lavoro, il prodotto dell'energia del sistema. Ma a questo punto noi dovremmo chiederci come possiamo valutare questo ciclo. Ti ripiego, ma funziona. Si possono determinare 4 condizioni a conclusione del ciclo. Un aumento dei beni materiali disponibili grazie alla conclusione del ciclo industriale, che però sono sia prodotti del ciclo, sia dell'ambiente e dei beni comuni. E la differenza tra il prodotto e le risorse rapportata alle risorse, quindi una differenza percentuale, in un certo modo, cioè il rendimento termodinamico può essere che è aumentato. In tal caso l'entropia
è stata tenuta a freno. Si è prodotta energia libera, perché se l'entropia non aumenta, ma aumenta l'energia, o se l'energia non aumenta, ma l'entropia diminuisce, localmente ovviamente, non nell'universo, allora si produce energia libera, cioè un'energia che può essere totalmente trasformata in lavoro e si ha una reale implementazione del sistema economico. Questa è la condizione di sostenibilità. La sostenibilità è legata all'entropia, è la condizione di bassa entropia, mentre l'energia è legata, l'energia interna globale, è legata alla ricchezza del sistema, alla disponibilità di risorse che ha il sistema. La sostenibilità invece la misuriamo in base all'entropia del sistema. Se una certa lavorazione, una certa tecnologia produce, per esempio, quella nucleare oppure quella dei campi elettromagnetici, produce una quantità di beni, per esempio nel caso dei campi elettromagnetici produce conversazioni, quindi comunicazioni tra i soggetti del sistema sociale. Il sistema sociale, gli elementi della società ne beneficano. Però se si scoprisse in modo accertato e condiviso che induce anche un aumento di tumori, è chiaro che vuol dire che questa tecnologia non ha abusato solo delle proprie ricchezze, quindi della propria energia interna, ma si è impossessata anche dei beni comuni e dei beni ambientali, e di alcuni beni, uno non indisponibile, ecco, che è la salute degli elementi che compongono il sistema sociale, che in una città, in un paese, sono le persone che lo abitano. Quindi la sostenibilità va ricercata nel fatto se la ricchezza ambientale e dei beni comuni disponibile prima dell'esecuzione del ciclo produttivo o dell'attivazione della tecnologia, l'espansione della tecnologia, se quella che c'era prima c'è anche dopo, allora sì potremo dire che la tecnologia che ha prodotto poi dei beni evidentemente utili se vengono comprati, allora potremo dire che quella tecnologia è sostenibile. Se invece mette a repentaglio non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente dei beni comuni indisponibili o dei beni individuali che sono beni comuni in quanto sono beni di cittadinanza, allora c'è da chiedersi se la tecnologia è sostenibile, anzi si può concludere che non lo è. Non faccio l'elenco, credo che di aver espresso ugualmente il concetto. Altre tre condizioni ci sono, perché noi abbiamo energia e entropia. Cioè abbiamo il caso in cui l'energia aumenta, l'entropia diminuisce, rimane costante, o aumenta meno, ed è il caso della sostenibilità. Poi abbiamo i casi intermedi, in cui l'energia non aumenta, ma aumenta l'entropia, e quello è tutt'altro che sostenibile. Abbiamo il caso in cui l'energia non aumenta e diminuisce anche l'entropia. Quello è un caso di sostenibilità che però si rappresenta in un momento di decadenza del sistema, di diminuzione della capacità produttiva, se diminuisce l'energia. Bene, nei casi 2, 3, 4 di quelli qui esaminati, tranne il primo, quello dove aumenta sia l'energia che l'entropia,
si dovrà valutare quali tra le risorse proprie dell'impresa o del sistema tecnologico e i beni comuni, le risorse esterne, i beni comuni e ambientali disponibili, quali tra queste risorse sarà prevalente. Cioè ci sono casi che vanno studiati nel caso specifico, sono casi specifici. E quindi magari questi sistemi per funzionare richiedono un consumo di beni indisponibili, come per esempio la salute degli elementi del sistema, cioè i residenti, i cittadini, a seconda di cosa è il sistema, gli operatori economici, se è un sistema finanziario. Ecco, è qui che entra in gioco la regolazione. La regolazione come modo per ridurre l'entropia, oppure non consentire che esploda. La regolazione delle risorse costituite dai beni comuni e ambientali, che può raggiungere in alcuni casi il divieto dello sfruttamento stesso. Adesso, per esempio, nel caso del fumo non c'è un divieto totale di sfruttamento, ma c'è una limitazione. Nel caso del nucleare ci sono comunque dei constraints a qualsiasi sviluppo nucleare che debbono essere tenuti in considerazione anche dal nuclearista più sfegatato che vuole costruire. Per esempio, prima Gianni ha parlato del caso dello Utah Mountain per la creazione di un deposito nucleare sicuro, però quel progetto è stato accantonato proprio perché la tecnologia non garantiva una delle condizioni di sviluppo di un magazzino unico nazionale, e cioè che, secondo la Corte dello Utah, cioè dello Utah Mountain, cioè che questo deposito garantisse la sua incolumità, saldezza per 10.000 anni. Il problema è che ovviamente è stato posto dalla popolazione che era contraria, con l'azione civile che ha esercitato in quel caso presso questa Corte, la quale popolazione ha detto va bene, ma è possibile che questo deposito effettivamente garantisca per 10.000 anni, come dicono gli ingegneri, la sua solidità, quando la costruzione più antica che conosciamo, le piramidi, ha 4.400 anni? Ecco, non c'è nessuna prova evidente che rimanga per 10.000 anni. Questo ha contribuito a bloccare, almeno per un po' di tempo, con una prima sentenza cautelativa della Corte, a bloccare quel progetto, quella tecnologia, la tecnologia dei depositi unici di scorie radioattive, che gli americani ovviamente hanno venduto anche all'Italia. È stata costituita apposta una società staccata dall'Enea, la Sogin, per applicarla. C'è stato un periodo in cui volevano farlo in un paese della Basilicata, e anche in quel caso si mise di mezzo la magistratura, grazie alla spinta popolare, e anche in quel caso si riconobbe che la tecnologia non era affatto una tecnologia sostenibile, ma per una ragione, anche perché, come sempre, in realtà consumava di più territorio e per più lungo tempo della Basilicata dei vantaggi industriali che portava. Il punto è che nella definizione di tecnologie raramente si prende in considerazione, oltre alle risorse dell'industria che deve utilizzarle, si prendono in considerazione le risorse ambientali che vengono sfruttate
e che vengono, o i beni comuni che vengono utilizzati. Giustamente nell'analisi che prima ho sentito di Gianni Tamino, a proposito della tecnologia nucleare, delle centrali, si poneva come tallone d'Achille l'enorme uso di acqua che viene sottratta all'ambiente, perché poi che viene anticipatamente evaporata rispetto a un uso invece magari agricolo. Quindi, quando è che la tecnologia non è sostenibile? Quando, facendo l'analisi, si va a vedere che utilizza risorse non proprie, risorse magari non rinnovabili dell'ambiente, che sono proprietà della società civile. Ecco, con questo io credo, ecco, da questo punto di vista è importante ricordare che in realtà nella nostra Costituzione l'articolo 41 subordina l'uso dell'attività imprenditoriale e della proprietà privata al bene comune. Questo è uno dei cavalli di battaglia del dottor Maddalena, che è stato vicepresidente esecutivo della Corte Costituzionale, ma che non ha mai diventato presidente della Corte Costituzionale, anche se ha esercitato le funzioni, mentre normalmente lì alla Corte Costituzionale basta che ci stai 3 giorni e sei diventato almeno per quei 3 giorni presidente. E si capisce perché. Perché questa idea che tutte le produzioni, tutti i sistemi tecnologici, tutti i sistemi economici, micro e macro, debbano soddisfare la condizione voluta dall'articolo 41 della Costituzione è un'idea ritenuta eversiva. Bene, credo di aver concluso e quindi se qualcuno ha qualcosa da domandare.